Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Oggi gita a Manerba del Garda, balzata un po' alle cronache in questo periodo perché un istmo di terra è uscito dalla secca del lago di Garda e si può raggiungere l'isola dei Conigli a piedi. Sopra Manerba del Garda c'è una bellissima rocca che voglio andare a vedere, così come la Punta del Sasso si chiama, da dove credo ci sia un panorama spettacolare. Già impostato il navigatore, verificate la pressione dei pneumatici con Fobo Bike 2, poi farò un video a proposito di questo bellissimo sistema per monitorare la pressione delle gomme della moto. Quindi adesso non mi resta che partire, vi risparmio tutto il pippone dell'autostrada perché è una cosa noiosissima e poi ci rivediamo direttamente a Manerba del Garda. Vamos! Bene ragazzi, sono da Manerba del Garda, ci ho messo circa quasi 2 ore ad arrivare con calma in moto parcheggiata. Mi sono preso un caffè qui al porticciolo di Manerba, adesso proseguo verso la Punta Belvedere, poi da lì si cammina per l'isola dei Conigli. L'isola dei Conigli così chiamata perché era una riserva di caccia dei nobili ai tempi. Nel 2007 invece è diventata di proprietà del camping San Biagio, dovrebbe essere San Biagio, è diventata di proprietà del camping e quindi ha perso un po' questa nomea. Ecco ragazzi, come anticipato, quello è l'istmo di terra che, causa secca del lago di Garda, collega la riva all'isola dei Conigli. Adesso lo percorriamo, tanto sono 100-150 metri. L'isola di San Biagio è un'isola di circa 7000 metri quadrati, 170-180 metri per 70, ma veramente la sua particolarità è proprio questa, che in questo periodo dell'anno è collegata con un istmo di terra, una piccola lingua di terra, qua si vede meglio, che la collega alla costa.
Beh ragazzi, giornata spettacolare, post dronata. Adesso mi mangio un trancetto di pizza e un po' d'acqua, poi volevo andare dall'altra parte del golfo a farmi la isola del Garda, dopodiché torno verso Regoledo perché mi fermerò poi al lago. Questa sera pizza, acqua, 7 euro qui al chiosco sull'Isola dei Conigli, quindi direi abbastanza onesto, senza grosse pretese, e però l'isoletta si gira in 10 minuti, quindi se venite nell'ora di pranzo fermatevi tranquillamente qui. Bellissimo, bellissima soluzione, ti fermi, tiri sulla tenda, 2 posti a dormire sotto e 2 posti a dormire sopra, spettacolare.